Se è vero che caduto un governo se ne fa un altro, è anche vero che la fine prematura di una legislatura produce anche a livello locale una serie di conseguenze che la maggioranza dei cittadini probabilmente ignora. Forse è un tema che non appassiona quanto altri, ma la crisi del governo Conte e il conseguente ritorno alle urne in autunno blocca di fatto tra Venezia, Mestre e Marghera una serie di questioni urgenti che vengono rimandate a data da destinarsi, a partire dallo stanziamento di quei 265 milioni di euro previsti dalla legge speciale per Venezia, il cui stanziamento risale addirittura all'epoca del centrosinistra. Queste risorse sono ferme perché per la prima volta un governo non ha mai convocato il comitatone, che è il luogo dove si ripartiscono le risorse, e non ha fatto quel decreto promesso e scritto nero su bianco sul decreto sblocca cantieri, che però non è ancora arrivato. Si fermano anche i lavori di marginamento di Porto Marghera e non solo. Erano stati fatti 39 chilometri e mezzo, mancavano 3 chilometri e mezzo per concludere l'opera, che mancano ancora. Ferma l'area, il terminal di container dell'area Montesindia del porto, 85 ettari, bloccati al CIPE, una trentina mi pare di miliardi per il primo stralcio. Con la caduta del governo si allontana anche la fine di una vicenda dibattutissima persino a livello mondiale, il passaggio delle grandi navi in laguna. Di fronte anche appunto alla fuga di Toninelli e del governo, la città deve rispondere all'emergenza e quindi penso che i parlamentari, il comune, la regione, l'autorità portuale, la capitaneria di porto si siedano attorno a un tavolo e adottino delle misure provvisorie ma immediate. All'orizzonte c'era poi anche la nomina del commissario che avrebbe garantito il termine dei lavori del Mose, per la quale però manca il decreto. Siamo al 94-95% degli interventi già eseguiti, per concludere questo 5% non si riesce ad andare avanti. Questo governo di incompetenti ha messo in ginocchio il Paese e l'Italia, scappando di fronte alla scadenza della legge di bilancio, che di fronte abbiamo una clausola dell'IVA dei 23 miliardi per quest'anno e che saranno 50 miliardi in due anni. È scappata, ha messo in ginocchio il Paese e ha lasciato Venezia abbandonata a se stessa.